e un benvenuto ufficiale a Villa Verdi Celeste. Io vi porto il saluto dell'amministrazione provinciale di Padova e del presidente Vittorio Casarini, in particolare dell'assessore Giorgetti, l'assessore alla cultura, che per motivi familiari non ha potuto essere qui con noi e mi ha chiesto di sostituirlo. Io, visto anche l'amicizia che ho con Gino Tonello, lo sostituisco con gran piacere. Per me quindi è un onore essere qui oggi assieme a voi in occasione di questa mostra. E la villa che ci ospita è di proprietà della provincia, come pure anche i terreni circostanti. Innanzitutto vorrei ringraziare le autorità presenti, l'artista Gino Tonello e tutti voi che siete qui numerosi. In questa mostra Gino Tonello espone al pubblico il lavoro, una trentina di opere, il lavoro degli ultimi 2 anni, un percorso artistico totalizzante che ha spinto l'artista a sperimentare svariate tecniche e stili, da quadri ispirati al surrealismo ironico di Paul Delvaux ai preziosissimi piccoli smalti su vetro fino alla conquista della pittura materica, una conquista molto convincente di cui l'artista va orgoglioso. La mostra si intitola I mutamenti dell'anima ed è un titolo significativo perché punta l'accento non soltanto sul cambiamento stilistico dei vari stili, percorsi e trattati dall'artista, ma soprattutto sul cambiamento a livello interiore, perché segna l'evoluzione dell'artista di Gino Tonello attraverso varie sperimentazioni ad una maturità artistica autonoma e convincente. Gli ultimi inediti lavori colpiscono per la vivacità dei colori e per la ricchezza di linee compositive dinamiche e per la bravura, la perizia tecnica e la padronanza del mezzo espressivo da parte dell'artista. Al segno, corrispondente al razionale dell'idea, segue un gesto altrettanto calibrato. Materia e colore creano volumi, stratificazioni, infinite sfumature. Di fronte a un primo colpo d'occhio, di fronte soprattutto ad alcuni quadri dell'artista, risulta spontaneo, quasi immediato, istantaneo fare il paragone con Claude Monet, soprattutto di fronte alla serie degli Inferi, ai quadri che rappresentano oggetti lacustri, stagni, corsi d'acqua, eccetera. Però più che all'impressionismo, più che a Claude Monet, Gino Tonello può essere avvicinato a Gauguin, un artista del tutto diverso per come concepiva la cultura e per come concepiva il rapporto artista-natura. Poi Gauguin una volta disse: l'arte è la riproduzione di quel che i sensi percepiscono nella natura attraverso il velo dell'anima. La pittura di Gino Tonello si avvicina a questa concezione dell'arte. Tonello mette i dati oggettivi, i dati della natura con il percorso interiore. Ad esempio, una banale nuvola di polvere, alzata dal vento caldo dell'estate, desta nella mente dell'artista un lontano ricordo d'infanzia. Come rappresentare tutto ciò, questo mondo invisibile di sentimenti, di suggestioni, con qualcosa di concreto come la pittura? Come rappresentare tutto ciò in qualcosa di invisibile, di suggestivo, ma di cui tutti noi percepiamo la forza? Ed ecco nascere delle opere molto particolari, come ad esempio il quadro dipinto polvere, dei dipinti materici, in cui la sabbia viene mescolata al colore e posta a grumi, a stratificazioni sulla tela, crea sfumature, crea vibrazioni luminose, eccetera. La natura quindi è interpretata dall'artista attraverso appunto il velo dell'anima, i mutamenti dell'anima, le variazioni dei sentimenti e delle suggestioni provate dall'artista in un momento oppure anche nel passato. Nelle sue opere Gino Tonello calibra riflessioni razionali con suggestioni istantanee.
La sua è un'opera molto complessa, non è frutto di un momento istantaneo, non vuole cogliere, come facevano gli impressionisti, l'attimo fuggente, non vuole cogliere l'attimo della visione, la luce, le variazioni della luce che colpisce l'acqua, ma vuole percorrere tutto un percorso interiore, un cammino interiore e per questo trasforma la natura in una forza primigenia. La natura non è soltanto la natura rappresentata in questi quadri non è soltanto un paesaggio da rappresentare in maniera oggettiva, ma è un mezzo per rappresentare, per comunicare un vissuto emozionale, fatto sia di serenità di spirito che di inquietudini. Tutto rientra, varie forze rientrano, vari sentimenti rientrano in queste tele.